Qualcuno può sentire muoversi i propri bulbi oculari. Alcune persone in realtà riescono a sentire i propri bulbi oculari a causa di una condizione chiamata sindrome del deiscene canalare superiore, SCDS. Le persone che hanno l'SCDS hanno un piccolo foro nell'osso che protegge il canale semicircolare superiore dell'orecchio interno, il che fa sì che abbiano un udito distorto. SCDS è curabile, ma i pazienti spesso accusano sintomi debilitanti, inclusi problemi di equilibrio, rumori ronzanti e udito anche i suoni più minuti che il corpo produce. Ulteriori informazioni su SCDS. Si pensa che circa l'1-2% delle persone nasca con un osso anormalmente sottile che copre il canale semicircolare superiore. Queste persone sono molto più inclini a sviluppare il buco nell'osso che conduce a SCDS. La maggior parte delle persone che sviluppano SCDS lo fanno a causa del trauma o dell'erosione dell'osso. L'età normale per le persone che iniziano a mostrare i sintomi di SCDS è di circa 40 anni. Questo è vero sia per gli uomini che per le donne. Altri sintomi di SCDS includono l'autofonia o la capacità di sentire il proprio battito del cuore, la propria masticazione o un eco nelle orecchie così come una sensazione di pienezza nelle orecchie. Non tutte le persone affette da SCDS presentano questi sintomi, tuttavia alcune persone apprendono di averle mentre sono sottoposte a test per un'altra procedura. Anche se l'SCDS è chirurgicamente trattabile, il trattamento è rischioso e potrebbe causare la perdita dell'udito permanente.